Alla presentazione dell'Empedoclina in questa splendida location del Long Beach c'è l'assessore allo sport di Porto Empedocle, Salvatore Urso. È stata una presentazione veramente importante, non solo di una squadra ma di un autentico progetto che va avanti. Io esprimo un grandissimo ringraziamento a quella che è la dirigenza dell'Empedoclina, che tra l'altro è anche prima in classifica sul campo nel campionato di prima categoria, quindi ha un'ottima progettualità. Quel che più conta chiaramente è quello di poter dare un'infrastruttura degna del progetto che coinvolge veramente le eccellenze sportive del nostro territorio e che ha nel cuore la figura di Marco Ferrera, che è il capitano che è venuto a mancare. Un progetto importantissimo che parte sulla buona stella che è volata in cielo, che è Marco Ferrera. È giusto ribadirlo fortissimamente perché tutto nasce da purtroppo questa tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza empedoclina e soprattutto la nostra squadra. Abbiamo un progetto, come poco fa dicevamo alla presentazione, che è circa quinquennale per dare dei numeri. Puntiamo a portare la squadra almeno in eccellenza nei prossimi 3-4 anni per poi rimanere in queste categorie, che sono sicuramente le categorie che l'Empedoclina merita. Siamo con il direttore generale dell'Empedoclina Silvio Laporta, una bella presentazione in una splendida location, quella del Long Beach. Peccato che stamattina c'era pure il sole, sarebbe stato ancora più bello, però questo è d'auspicio per quelle che saranno i nostri progetti futuri, cioè noi vogliamo fare delle cose in grandi e speriamo che possiamo continuare come stiamo facendo quest'anno. I risultati sono a nostro favore, abbiamo un grosso gruppo dietro, siamo tanti dirigenti volenterosi oltre che con delle belle idee. Speriamo che possiamo continuare con questo progetto in onore e in memoria del nostro grande capitano Marco Ferrera. Alessandro Termini, presidente dell'Empedoclina, quasi la società stava per buttare la spugna, purtroppo è successo quel che è successo, che dispiace per Marco Ferrera, ma ha dato quella forza, quella carica di ricompattarvi e fare delle belle cose, iniziate a fare un buon progetto. Sì, come dici tu, questa società nasce per un progetto ben preciso che è Marco Ferrera. Noi naturalmente volevamo che tutto ciò non accadesse, però purtroppo questa tragedia ci ha spinto a continuare e a far sì che questo progetto possa essere messo in atto come lo stiamo mettendo, e pensiamo di fare cose ancora più grandi, soprattutto in onore e in memoria di Marco, come dicevi tu. Appunto questa scomparsa ci ha, come dicevi poc'anzi, compattato, uniti e reso più forti per questa società che è gloriosa, come ben sapete. L'Empedoclina è una società gloriosa a livello regionale e quindi noi cercheremo di portare avanti questo progetto nel migliore dei modi. Angelo Mercante, oggi bella presentazione dell'Empedoclina, ma già tu sei in clima partita perché prepari le partite, sei l'allenatore di questa squadra. Sì, di fatto tutto bello, tutto fantastico, ma la cosa che importa è il campo, è il campo che parla. Come vedi la tua squadra, diciamo rispetto anche alle concorrenti, mi pare che la concorrenza sia abbastanza fornita. Sì, la concorrenza è abbastanza agguerrita. Squadra sì, attrezzata per vincere il campionato, però andiamoci piano, partita dopo partita. Dico sempre ai miei ragazzi questo, partita dopo partita, alleniamoci. Devo dire che ho un gruppo di ragazzi fantastici che mi seguono alla lettera, sempre presente agli allenamenti. Che dire, è un campionato difficile, c'è il Piazza Armerina che è molto organizzato, abbiamo già incontrata, anche il Villarosa in casa è una squadra tosta, questi domenica sono pure abbastanza attrezzati, è un campionato molto competitivo.